La corsa numero 4 è il miglio di categoria CD riservato ai gentleman. Sono 7 dietro le ali dell'Autostart, 1 Daphne JCP, 2 Tyrion, 3 Estalba Pax, 4 Aaron del Ronco, 5 Emily, 6 Cluny dei Greppi, in seconda linea 7 Agrado. Corsa molto incerta con 3-4 cavalli praticamente sulla stessa linea, macchina che accelera, Daphne JJP cerca di mantenere il vantaggio ma è velocissima Emily dall'esterno che in breve va a condurre proprio su Daphne JCP, terza posizione per Estalba Pax, poi Agrado all'esterno, Aaron del Ronco e Cluny dei Greppi in coda. Con allargo anche Tyrion. Intanto cavalli che hanno completato in 14,4 i 200 iniziali, Emily che può ora cercare di graduare. In schiena c'è sempre Daphne JCP, poi in terza posizione Stalba Pax, per costie esterne invece Aaron del Ronco che si trascina Tyrion che viene via in terza ruota, poi Cluny dei Greppi, torna sotto Tyrion e così se ne vanno i primi 800 metri di gara coperti in 1 minuto e 9 decimi, fin qui Emily tranquillamente in testa, situazione tattica invariata con in coda Cluny dei Greppi che copre Agrado, chilometro coperto in 1:15,7. Succede praticamente nulla, ora la mossa nuovamente in terza ruota di Tyrion che però si scontra con l'allungo di Emily, a 500 dalla conclusione Emily cambia marcia, spara un parziale in 14,5, Daphne JCP in scia, all'esterno sempre Tyrion, poi Cluny dei Greppi e Daphne a questo punto Numero prova 4, a Aaron spostare del Ronco, la retta d'arrivo squalificato. con in vantaggio Emily. Emily allunga, Daphne JCP ci prova e nel finale trova in difficoltà Emily e passa agevolmente Emily nei confronti di Emily. La vittoria per Daphne che sul palo passa nettamente. Andiamo a rivedere le immagini finali con Emily che tenta la difesa ma Daphne viene di un altro passo e sul traguardo emerge nettamente con Jacopo Iommi in sediolo per conto di Marino Lovera, scuderia Overdrive. Bel primo piano davvero per Daphne JCP che seguendo tutta strada Emily piazza lo speed vincente in retta d'arrivo. Andiamo a riapprezzare gli ultimi 100 metri con Daphne che passa nettamente su Emily, mentre al terzo rimane Stalba Pax.